Bissone continuava a ripetere le parole sentite dalla madre Elisa. Costruirai una torre. Non userai mattoni come Nimrod, ma grossi macigni. Li distribuirai in circolo in file sovrapposte, sempre più strette, fino a chiudere in cima. L'interno non sia contaminato dalla luce del sole. Quella torre sarà il luogo sacro, sarà il grembo materno che accoglierà te e il tuo popolo. Vi abiterà lo Spirito Divino, che protegge e guarisce. Bissone passò quelle indicazioni allo zio Tarsis, fratello della madre ed abilissimo artigiano. Egli, in breve tempo, mise in piedi un cantiere ben organizzato di operai e i lavori procedettero da subito con grande fervore. Funi, carrucole, catene, tregge, buoi e piani inclinati posero in opera la prima fila di massi e poi la seconda, con una tecnica in gran parte acquisita da Tarsis, collaborando alla costruzione della Torre di Babele nella piana babilonese. Massi poggiati a secco, leggermente aggettanti verso l'interno, una fila sopra l'altra fino ad arrivare in alto, ad impedire per sempre l'ingresso ai raggi del sole. Quella torre, chiusa a volta, raccoglieva in un piccolo spazio, condensata, la stessa energia che Bissone sentiva sprigionarsi dall'universo quando contemplava la vasta pianura, la lunga, poderosa catena di montagne che percorreva in cerchio tutto l'orizzonte e sopra a chiudere la volta celeste. Non sappiamo come sia iniziata davvero la grande avventura del popolo di Nuraghi. È però suggestivo pensare a quel mondo scomparso che ha lasciato sul terreno un mistero sconfinato e a noi il grande rammarico di non poterne conoscere appieno la millenaria vicenda. Ed è proprio la suggestione che mi ha spinto a raccontare quel mondo, inseguendo a modo mio storia, leggende, miti e fantasia.